Viaggiatori, buongiorno di nuovo. Buongiorno. Abbiamo lasciato la Basilicata stamattina, attraversato la Puglia, abbiamo cominciato la risalita verso casa e ci siamo fermati stamattina di nuovo qui in Abruzzo. Siamo sotto Ortona, dove ci eravamo fermati all'andata, e siamo nella Costa dei Trabocchi che volevamo assolutamente vedere. Ci siamo fermati all'area sosta, appunto, la Costa dei Trabocchi. 20 euro 24 ore con tutti i servizi. Tutti, nel senso c'è anche la lavatrice, la stazione di ricarica per l'e-bike. Bagni, docce, lavatrice, carico e scarico, ricarica, bici elettriche. Là in fondo ci sono dei lavabili e un altro attacco per il carico dell'acqua. Esatto. Volendo, siccome c'è un supermercato che è un'oretta e mezza a piedi. A piedi, sì. E se uno non ha la bici ti fanno anche il servizio. Spesa. Lo paghi, però comunque ti fanno arrivare qui direttamente in area camper. Cioè, comodo anche quello. C'è un chioschetto, un chioschetto che adesso è chiuso, ma probabilmente in alta stagione è funzionante anche. Bello. Non c'è tantissima copertura telefonica, ma hanno una buona rete wifi disponibile per gli ospiti, compresa ovviamente, e a 100 metri in fondo a questa strada che stiamo percorrendo si arriva in spiaggia e si può ammirare qualche trabocco, quindi alla spiaggia! Ciao. In fondo là si intravede il primo trabocco che abbiamo disponibile qui vicino. Che carino che è. In fondo a destra là se ne vede un altro. Quale ti ispira di più? E ora di là. Ci siamo appena accorti ovviamente che questa qua è una pedonale, quindi adesso andremo su. Probabilmente è la ciclabile che vedevamo da Ortona, se vi ricordate il video che abbiamo fatto dal castello aragonese. Uno spettacolo, riva mare, bellissimo. È di un rilassante sta passeggiata qua, miracoloso, ci stava un sacco dopo il casino che c'era a Matera ieri, perché viva Dio però, e un bel po' di gente c'era. Diciamo che sta tappa spezza viaggio ci stava. Fa per niente freddo tra l'altro. Assolutamente. Sarà che eravamo abituati al vento folle. Beh, in costa in Puglia era freddo. Sì. Qui si sta bene. Tanto. Non è assolutamente un problema. Adesso sono quasi le 4:30, si comincia a intravedere un bel colore di tramonto, quindi mi sa che ci sediamo da qualche parte e ci godiamo tutto. Domani penultima tappa del viaggio, signori, e poi l'ultimo dell'anno abbiamo deciso di passarlo a casa per tenere Luke distante da botti e da casini, vogliamo evitare questo ulteriore stress. Sì. Poverino. Sapete che ha i suoi problemi, quindi 10 giorni in giro se li è fatti, un paio di giorni faremo a casa e poi teoricamente ripartiamo per la montagna, e un altro paio di giorni di montagna prima di iniziare a lavorare. Ci stanno tutti. Che spettacolo.
con questi splendidi colori, signori, ci vediamo domani. Ciao! Guardate che carina anche di sera, non so se è illuminata. Che spettacolo! In fondo alla strada c'è anche una pizzeria per chi volesse. Tanta roba. Signori, buongiorno! È il 29 di dicembre oggi, 30, 29. Siamo partiti stamattina dalla costa dei Trabocchi, molto bello, molto bella anche l'area. E di ritorno verso casa ovviamente ci siamo rifermati a Senigallia. Michele ha trovato un posticino Incredibile, vabbè, perché l'ho trovato io. Mi ha detto che è un parcheggio sterrato, dritto, Sì, sì. e fronte mare. Guardate che robetta. Approvato. Proprio 2 passi e si è su questa spiaggia sassosa, magnifica, magnifica. E niente, quindi oggi a mezzogiorno pranziamo qua intanto e poi vediamo se fare una giornata di dolce far nulla, che ogni tanto ci sta anche bene. Che fra una cosa e l'altra siamo stanchetti. Ah sì. Guidato quasi 1700 km fino ad ora e una giornata di niente. Può anche Poi vabbè, si può fare una bella passeggiata lungomare. lungomare. Tanto pappe, poi vediamo. Non male come ultima sera, direi proprio di no. Mamma mia. 10 minuti a piedi in questa direzione si trova un Eurospin e un po' più in là c'è un Lidl, quindi avete anche l'infinità di far spesa. Di là c'è un centro commerciale. Noi andiamo a prenderci una bottiglia di prosecco per festeggiare l'ultima sera di queste fantastiche vacanze di Natale. Con gli Luca che non si smentisce mai. Così è e così lo teniamo. Ritrovamenti di Michela. Guardate che roba. Ma perfetto, eh. Perfetto, sì. Andiamo come ricordo. Vabbè. Per forza. Io cerco intanto. Oppa! Per questo spettacolo, signori, un buon augurio di un 2025 di chilometri a manetta. A manetta, sempre di più. Cheers. Ciao belli!